Привет, ребята! Привет, bambini! Rебята vuol dire bambini in russo. Как дела, Катя? Спасибо, хорошо. А у тебя? Отлично! Chiediamo anche al Pinocchio come sta. Certo, chiamiamolo. Pinocchio, dove sei? Привет, Pinocchio! Привет, Женя! Привет, ребята! Как дела? Спасибо, отлично! Ma purtroppo non è otlично proprio. Un problema. Cosa è successo? Sai, stavo sistemando i libri con delle fiabe russe. Ricordi Masha e Медведь, Repka, Teремок? Certo. Me li ha prestato Masha. Bene, e poi? E li stavo mettendo nello zaino, volevo portarti. Ma lo zaino è troppo piccolo, malinchi. E ho rovinato un libro. Praticamente hai fatto come Medved nella fiaba La casetta, Teремок. Temo proprio di sì. E ora devo chiedere scusa a Masha. Come si dice scusa? Scusa si dice извини, Извини. oppure извините se la persona è più grande di te oppure non la conosci. Извините. Ma a Masha posso dire извини o извините? Извини, Ah, perché è una mia amica, vero? vero. Извини. E anche Извини, Masha, per aver rovinato il libro. Lo aggiusterò. Anche Masha chiede scusa quando sbaglia. E i libri vanno trattati bene. Bene, cosa mi dici dei compiti? I compiti li ho fatti, ho disegnato, ho colorato, ho scritto anche i numeri. Ecco, lo vedo. Molto bello. Очень красиво. Molto bello, очень красиво. Genia, ma se io devo dire a Masha извини e aggiungere un'altra parola, ho sentito che dicono scuse, per favore. Sì, Ci bravissimo. sono altre parole magiche, vero? Sì, se vuoi un'altra parola gentile che ti aiuta a chiedere qualcosa a qualcuno è пожалуйста, che vuol dire per favore oppure prego. Questa parola è molto lunga. Ripetiamola. Пожалуйста. 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 Извини, пожалуйста. Bravissimo, non ho i dubbi che Masha ti perdonerà. Bene. E oggi sei pronta ad ascoltare un'altra fiaba nuova? Non vedo l'ora. Si chiama Gusi Lebedi, che vuol dire ocche cigne. Occhi cigne? Mi sembra molto interessante, ma perché occhi cigne? Si chiamano così perché sono degli uccelli magici, un po' ocche e un po' cigni. Bello. Ascoltiamo? Sì. Гуси, лебеди. Gli occhi cigne. C'erano una volta un contadino e la sua moglie che avevano una figlia e un figlioletto. Figlia cara, disse la madre, noi andiamo al mercato. Stai attenta al tuo fratellino, non uscire dal cortile. Fa la brava e noi ti compreremo un fazzoletto. Il padre e la madre se ne andarono e la figlia dimenticò ciò che le era stato raccomandato. Mise il fratello a sedere sull'erba sotto la finestra, corse fuori in strada e lì cominciò a giocare e divertirsi dimenticandosi di tutto. Arrivarono in volo le oche selvatiche, sollevarono il bambino e le portarono via. La bambina tornò e vide che il fratello non c'era più. Oh! Corse di qua e di là, ma non lo trovò. Essa chiamò e richiamò il fratellino, pianse, implorò caldamente, ma il fratellino non rispose. La bambina corse nei campi e riuscì appena a scorgere in lontananza per un attimo le oche che volavano via e poi sparivano dietro l'oscuro bosco. La bambina capì che erano state le oche a portare via il fratellino. Da lungo tempo ormai correva cattiva fama su queste oche
La gente diceva che rubavano e portavano via i bambini piccoli. La bambina si gettò al loro inseguimento. Corse e corse e vide d'un tratto una stufa, lì in mezzo al campo. Stufa, stufetta, dimmi, dove sono volate le oche? La stufa rispose: mangia una delle mie focacce di segala e te lo dico. Sì, stai fresca, a casa mia non le mangio nemmeno quando sono di farina bianca. La stufa non gli disse dove erano volate le oche. La bambina corse avanti e vide un melo. Melo, melo, dimmi dove sono volate le oche? Mangia una delle mie mele selvatiche e te lo dico. Una mela selvatica? A casa mia non mangio nemmeno quelle del frutteto. Il melo non le disse dove erano volate le oche. La bambina riprese a correre e vide un fiume di latte che scorreva tra rive di panna montata. Fiume di latte, rive di panna, dove sono volate le oche? Bevi del mio latte con la panna e te lo dico. A casa mia la panna non la guardo nemmeno. La bambina corse a lungo per campi e per boschi. Si stava facendo sera. Non c'era niente da fare. Bisognava tornare a casa. Proprio a questo punto la bambina vide una casetta che si reggeva su una zampa di gallina e la casetta aveva una sola finestra e ruotava su se stessa. Nella casetta la vecchia Baba Yaga, la strega, stava filando il lino. La bambina vide il fratellino sulla panca che stava giocando con delle mele d'argento. La bambina entrò nella casetta. Buonasera, nonnina. Buonasera, bambina. Perché sei venuta al mio cospetto? Ho camminato per pantani e paludi, la veste ho bagnato e sono venuta per scaldarmi. Intanto mettiti a filare il lino. La strega Baba Yaga gli diede il fuso e se ne andò. La bambina si mise a filare e all'improvviso da sotto la stufa saltò fuori un topolino e le disse: Bambina, bambina, dammi un po' di pappa e ti dirò una cosa che ti riguarda. La bambina le diede la pappa e il topolino le spiegò. La strega Baba Yaga è andata ad accendere il bagno. Ti ci lava per bene, poi ti mette nella stufa, ti fa arrosto e quindi ti mangia. La bambina rimase di sacco, più morta che viva, pianse. Ma il topolino continuò: non aspettare, prendi il tuo fratellino e scappa, mentre io filerò il lino al posto tuo. La bambina prese il fratellino e scappò via. La Baba Yaga di tanto in tanto si avvicinava alla finestra e domandava: Bambina, stai filando? E il topolino rispondeva: Sì, nonnino, filo. La strega Baba Yaga scaldò ben bene il bagno e andò per prendere la bambina. Ma nella casa non c'era più nessuno. La Baba Yaga gridò: Oh, che volate! Inseguiteli! La bimba ha portato via il fratellino. La sorella con il fratellino arrivò correndo fino al fiume di latte. Vide che arrivavano le oche. Padre fiume, nascondimi! Bevi del mio latte. La bambina beve e ringraziò. Il fiume la nasconde sotto la riva di panna montata e le oche non li videro e volarono oltre. La bambina e il fratellino ripresero a correre, ma le oche tornarono indietro. Cosa fare? Che sventura! I bambini scorsero il melo. Padre melo, nascondimi! Mangia una delle mie mele selvatiche. La bambina mangiò in fretta e ringraziò. Il melo la protesse con i rami e la coprì con le foglie. Le oche non la videro e volarono oltre.
La bambina riprese a correre. Corri, corri, ormai era quasi arrivata. Le oche però la notarono. Schiamazzarono, si restarono sbattendo le ali, stavano per strappare il fratellino. La bambina arrivò di corsa fino alla stufa. Madre stufa, nascondimi! Mangia la focaccia di segola che ho sfornato. La bambina svelta mangiò in un boccone la focaccia e assieme al fratellino si nascose nella stufa. Le oche schiamazzarono a lungo. Volarono e volarono tutto intorno. E infine, con un gran scorno, se ne tornarono dalla Baba Yaga. La bimba ringraziò la stufa e insieme al fratellino a casa. Qui riabbracciarono il padre e la madre. Questa fiaba è veramente una fiaba magica, mi è piaciuto tanto. Sono contenta, Pinocchio. Questa fiaba ci insegna che bisogna saper essere umili e non vantarsi dei propri beni. Bisogna essere gentili e chiedere le cose con la gentilezza. È vero, i personaggi hanno aiutato la bambina solo quando ha chiesto l'aiuto con la gentilezza e anche ringraziato e accettato i loro semplici doni. Bisogna sempre essere gentili e dire spasiba, grazie, ricorda questa parola. Bravissimo, E spasiba, dopo, pожалуйста. pожалуйста, prego, pожалуйста. E se sbagli bisogna dire? Извините. Sì, oggi abbiamo imparato извините. Grazie a queste parole magiche, la bambina ha potuto salvare il suo fratellino. A proposito, vuoi sapere come si dice fratello in russo? Ma certo, come si dice? Si dice brat. Brat, facile, brat. Brat. E la sorella? Sestra. Sestra, che bello. Poi c'erano anche la mamma e il babbo. È molto facile. Mamma. Mamma? È come in italiano quasi, mamma. È vero, è papa. Papa, mamma e papa. Io mi ricordo che c'erano nelle prime fiabe anche babushka e diedushka, nonna e la nonna. Babushka e dedushka. Benissimo. Ora ti ricordi tutti come si chiamano in famiglia? Mamma, papa, babushka, dedushka, brat e sestra. Да. Vediamo un po' se ti ricordi. Кто это? Это мама. Da. Poi Babbo. Questo è babbo. E in russo come si dice? Papa. Papa. Это papa. Poi c'è la sorella. Это сестра. Sestra, bravissimo. E poi il fratello. Fratellino piccolino. Маленький. Fratellino com'era? Brat. Brat. Маленький брат. Маленький брат. Brat. Bene. Dimmi Pinocchio, ti piace correre? Certo, mi piace molto. A tutti i bambini piace correre. È vero, i fratellini della fiaba hanno dovuto correre molto per poter salvarsi dalle oche. Lo sai come si dice correre in russo? No, non so. Allora, si dice бежать. Бежать. Mi piace бежать. Бежать. Invece, quando si sono nascosti dentro la stufa, hanno dovuto stare per un po' seduti. Stare seduto, siedzieć. Сидеть. Invece le oche cosa stavano facendo? Le oche volavano. Volavano, sì. Volare, лететь. Лететь. Bello, mi piace. Ribята, facciamo un gioco. Io vi faccio vedere il disegno e voi a casa ripetete il movimento. Come piccola ginnastica, bello. Facciamo un po' di ginnastica insieme a Pinocchio. Бежать. Бежать. Хорошо. Сидеть. Сидеть. И лететь.
Лететь, лететь. Очень хорошо. Allora, Genia, cosa ne dici se giochiamo un po' al teatrino? Mi sembra una bella idea. L'altra volta a Pinocchio gli è piaciuto molto. Sì, però prima noi dobbiamo ricordare i nostri personaggi, vero? Chi c'era nella fiaba? Vediamo un po'. Allora, c'erano mamma e papà, Mamma e papà. poi c'era la bambina, Sistra, La bambina, Sistra. Ma è vero che si può chiamare anche девочка? Девочка vuol dire la bambina. Bambina. Allora, девочка, bambina o Sistra perché era la sorella. Poi c'era il fratellino, Il Brat, fratellino, sì, Brat. Brat, Mальчик, sì, si può chiamare anche in altro modo. Bambino, мальчик. Мальчик. Это мальчик. O, se volete, Brat, perché era il fratello. Allora, poi c'era la topolina, questa la conoscete già, Mышка, Certo. Eccola. Mышка che ha aiutato, ti ricordi che ha Sì. aiutato la nostra bambina? a fuggire da Baba Yaga. Mhm. Poi c'erano le oche cigne, gusi lebidi, Le occhi eccole. cigne, quelle cattive. Cattivissime. Ecco. E come in russo? Gusi lebidi. Gusi lebedi che volano. Летать. Letać, gusi lebedi. Bene, ancora. Poi c'erano anche altri personaggi. Vi ricordate la stufa? Ha chiesto aiuto alla stufa, la bambina? Sì, Pecca. esatto. Pecca. Mhm. Poi Ancora. c'era anche il melo, Il melo, sì. Яблоня, Яблоня, il melo, l'albero, яблоня. e poi infine c'era anche il fiume. Ma era il fiume non così come abbiamo qua, era il fiume magico, vero? Certo. Di cosa era fatto? Di latte Di latte e di panna. e di panna. Rечка. Ricca. Mhm. E poi c'era il personaggio cattivo, un altro Molto personaggio cattivo, la sì. strega, La strega. che si chiama E si chiama Baba Yaga. Baba Yaga. Baba Yaga, giusto? Sì, Sì, lei è voleva molto- mangiare i fratellini. Sì, purtroppo sì. E adesso proviamo a fare il teatrino con questi personaggi? Certo, proviamo. Vediamo un po'. C'erano la mamma e il babbo. Ricordiamo in russo papà e Mamma. mamma. Ricordiamo, la fiaba inizia con loro. Gusi lebidi. Le occhi cigne. C'erano una volta un contadino e la sua moglie che avevano una figlia, девочка, e un figlio, мальчик. Figlia cara, disse la madre, noi andiamo al mercato. Stai attento al tuo fratellino, Brat, giusto? Non uscire dal cortile. Fa la brava e noi ti compreremo un fazzoletto. Però la bambina non ubbidì. Sì. Il padre e il madre se ne andarono. Ricordiamo come in russo papà e E mamma. mamma. Mhm. E la figlia dimenticò ciò che le è stato raccomandato. Mise il fratello a sedere. Il si fratello diede, com'era? Brat, Brat. e stare giusto? seduto. Stare Sì. seduto. Si Sì. diede. Si diede, giusto? Corse fuori in strada. Corse, correre. Correre, Бежать. бежать. E cominciò a giocare e divertirsi, dimenticandosi di tutto. Sorellina Monella, sestra. Andiamo avanti.
Arrivarono in volo le occhicine, guardate, e cosa facevano loro? Loro volano, giusto? Лететь. Лететь, лететь. Гуси, лебеди, лететь. Ecco, volavano, volavano e hanno preso il fratellino, Brat, e hanno portato nel bosco oscuro. E la nostra sorellina, Sistra, cosa ha fatto? Sistra si è accorta di questo, vero? Era disperata. Disperata a cercare il suo fratellino, Brat. Sì, correva, correva, correva e appena visto gusi lebedi, che cosa facevano? Volavano via. Volavano via, leteti. Sì, volavano dietro l'oscuro Bosco. Ti ricordi che anche il bosco l'abbiamo imparato? Sì, certo, il bosco era come Les. les. Ok, Bene, poi la ragazza cosa ha fatto? ha incontrato la stufa che era lì in mezzo. Sì, nel bosco Nel c'era bosco. una stufa, pecca. E quindi ha chiesto alla stufa: Sì. Stufa, stufetta, hai visto il mio fratellino? Sai dov'è? Cosa ha risposto la stufa? Ha detto, vuoi assaggiare i miei pasticcini? La mia focaccia fatta di segole. No, la bambina ha detto che non mangia neanche quella focaccia che li fanno a casa di farina bianca. È stata poco gentile, dico, vero? E quindi la stufa non le ha Picca. risposto. No, non l'ha aiutato. E la bambina ha corso dopo. È continuata a correre cercando il fratellino. Sì. E poi chi ha incontrato? Che ha incontrato? Ha incontrato Jablania. Jablania, il melo. Jablania. E quindi le ha chiesto la stessa cosa. Il melo, hai visto il mio fratellino? Sai dove è andato? Ricordiamo, il fratellino era Brat. Brat. E il melo rispose, assaggia le mele selvatiche. No, non voglio neanche quelle mele del nostro giardino. La bambina era poco gentile e il melo non l'ha aiutato. Non le ha risposto. No. Quindi ha continuato a correre cercando il fratellino. E chi ha incontrato? Che ha incontrato? Ha incontrato il fiume. Il fiume, sì, ma non semplice, ricordate che la nostra rечка era fatta di latte E panna, e perché panna. era magica. Sì. E bambina, девочка ha chiesto, rечка, hai visto il mio fratellino? Dove sono volate le occhicine, gusi lebedi? Dove hanno portato il mio Brat? E Rечка ha risposto: bevi un po' del mio latte, bambina. Девочка. E la bambina ha risposto: non bevo neanche quello di panna a casa mia. Di nuovo non è stata gentile. E il fiume? Rечка non le ha risposto. No, non l'ha aiutato. E la bambina disperata, la bambina ricordiamo è Девочка. La bambina è andata nel bosco e nel bosco ha visto una casetta, guardate che casetta di Baba Yaga, perché è fatta dove? Con le zampe Di gallina. Di gallina, sì. Ha visto questa casetta e ha visto anche il suo fratellino, dove il nostro fratellino è qua, Brat, che era seduto, ricordiamo, Sidiet. era seduto a giocare con le mele, Di argento. Ok, però nella questa casetta c'era anche una strega cattiva che si chiama Baba Yaga. Baba Yaga. Cosa volevo fare Baba Yaga? Baba Yaga era cattiva, Baba Yaga faceva rubare i bambini e dopo purtroppo li cucinava.
Sì, le oche cigne li aiutavano in questo, per quello hanno rubato il bambino. Mhm. Gli occhicini, gusi lebedi, anche erano molto cattivi. Poi però c'era Cosa un è altro personaggio che ha voluto aiutare la bambina. Mhm. Questa è Mishka, Mishka. la conoscete già bene. Sì, quando Baba Yaga è andata a preparare il bagno per lavare la bambina, девочка, Mishka ha raccontato tutto alla bambina, alla Sì, девочка. e quindi Sì. le ha detto scappa via. Io nel frattempo, se Baba Yaga ti chiama, rispondo io invece di te. Ok, così è stato fatto. Sorella, Sistra, Ha preso il fratellino. ha preso il suo fratellino Brat e insieme hanno corso, Dentro il bosco. Bijaz, ricordiamolo, hanno corso via per arrivare a casa. Però cosa ha detto Baba Yaga? Baba Yaga nel frattempo chiamava la bambina. Invece della bambina rispondeva Mishka. Mishka, rispondeva. Ricordiamo, Malinkaya, piccola. Malinkaya Malinka e Mishka Mishka. rispondeva. Sì, E così la bambina ha avuto un po' di tempo per scappare. sì, giusto. Nel Però, bosco però Baba Yaga si è accorta dopo, vero? sì, E ha mandato chiamato Gusi Lebedi. Gusi liebidi. E cosa ha detto? Di volare, trovare e portare indietro i bambini. Volare litieti. Лететь. E questi lebedi hanno volato, litiet, per cercare dove sono scappati i Brati si stra. brati Sistra. E quindi la bambina ha incontrato di nuovo il fiume magico e ha dovuto chiederle aiuto. Rечка, aiutami, nascondimi. E Rechka di nuovo le ha chiesto di bere del suo latte. Ma questa volta la bambina, девочка, è stata molto gentile, ha bevuto il latte velocemente e anche ha ringraziato. Cosa lei potrebbe dire Ha detto spasiba. Spasiba, grazie, giusto. E quindi Rechka le ha nascosti, Ok, fratello così. e sorella. E gli occhieccini, gusi lebedi, sono volati oltre. Poi i bambini hanno continuato a correre. Sì, e hanno incontrato Il melo. il melo. E hanno chiesto, la bambina девочка ha chiesto, Hanno chiesto il melo, Яблоня, пожалуйста, nascondici. ok, e il melo ha sentito la gentilezza della bambina, cosa ha fatto? Li ha Ha- nascosti, ha sì, deciso con le di- rami, foglie, coperti, sì, li ha coperti. Ha deciso di aiutarli. Sì, e le occhicine e gusi lebedi non hanno visto dove c'erano i bambini e hanno volato via, letieti. Mhm. E dopo I bambini hanno ripreso a correre. a correre hanno incontrato Pechka, la stufa. Pecca, esatto. E anche qua hanno chiesto, пожалуйста, Pechka, nascondici. Aiutaci, sì, giusto. Ricordiamo la parola magica. Пожалуйста. Pajalosta. E la stufa Pecca ha detto, assaggia la mia focaccia fatta di farina di segale. Va bene, questa volta ha accettato. Hanno mangiato la focaccia. Veloce, vero? Sì, e Pechka le ha nascosti Sì, dentro. ok. E dentro sono stati seduti. Seduti, ricordiamo, Сидеть. Сидеть. E gusi lebedi non hanno visto i bambini dove erano nascosti e sono volati oltre. Litieti. E così Quindi i bambini sani e salvi sono tornati a casa dai suoi mamma e babbo, com'era? mamma e papà e si sono salvati grazie alla gentilezza, vero ragazzi? E grazie alle parole magiche. Ok. Fatelo anche voi quando vi serve l'aiuto.
Va bene, Pinocchio. Anche oggi abbiamo conosciuto altri amici di Masha e abbiamo imparato le parole nuove. Sì, ricordo. Извини, Пожалуйста, пожалуйста, ребята, ребята, bambini. Dopo девочка, bambina, мальчик, мальчик e bambino. bambino. E dopo Poi abbiamo detto очень красиво. очень Cos'era? crasiva, molto bello. Abbiamo anche imparato come si dice mamma, papà, Mamma e papa. mamma, papà e anche brat И сестра. e sestra, fratello e sorella. Tante parole, giusto? Ti sei divertito? Sì, sì, abbiamo giocato molto. Questo è importante. Però ora dobbiamo salutarci. Ci salutiamo i nostri spettatori? Certo. Пока, ribята! Пока, ribята, aspettiamo sempre i vostri lavoretti. Alla prossima puntata! E allora, ribята, noi insieme a Masha e l'orso, Medved, ricordate? Vi abbiamo preparato come sempre i compiti, quelli che potete fare a casa, con l'aiuto magari della vostra famiglia. Ricordiamo anche mamma, papà, sestra. Potete, Brat, potete anche disegnare le vostre famiglie e scrivere i loro nomi. Giusto. Dopo, sempre sotto il video, voi troverete il link con il cartone, bellissimo cartone russo originale e anche qualche canzoncina. Esatto. E aspettiamo i vostri lavori. Anche le foto magari del teatrino, Certo, perché ci sono anche i personaggi da ritagliare, vero? sì, ci sono le figure, voi potete ritagliare come abbiamo fatto noi e giocare al teatrino. Хорошо. Пока, мальчики и девочки. Пока, ребята!